Dal cappello del mago. Cari amici, ciao e benvenuti qui ad Al Cappello del Mago. Io come sempre sono il mago Alesgar e vi do il benvenuto. Prego, mettetevi comodi nel nostro magico mondo, in questo bel salotto accogliente. Che bello rivedervi tra l'altro, perché ogni volta cominciano nuove avventure magiche, sicuramente molto magiche. Bene, in questa puntata di oggi, voi lo sapete che cosa faremo? E io non mi ricordo, ragazzi. Oh, caspita, cos'è che andremo a estrarre dal mio cappello magico? Oh, meno male che il saggio alieno, il mio segretario, si ricorda tutto. Andiamo a chiedere a lui. Innanzitutto lo salutiamo. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Che bello vederti! Sì, i nostri amici sono già arrivati, sono qui che aspettano, ma siccome io anche oggi non mi ricordo cosa faremo, ragazzi, non mi ricordo. Chiediamo a lui, che lui ha tutto segnato, io non so dove se lo segna, da qualche parte, magari mette anche lui i post-it sulla sua navicella spaziale, che è molto spaziosa, ecco. Cosa faremo, caro saggio alieno, in questa puntata? Caro mago, nella puntata di quest'oggi vi proporremo io e l'albero burlone un gioco per chi ha occhio, e tu invece ci porterai nel tuo teatro delle magie. Mi raccomando, proponici una magia e non combinare un guaio. Ma certo, saggio alieno, grazie, ora mi ricordo che cosa faremo. Ma sì, è tutto chiaro, chiarissimo direi. Allora possiamo cominciare, però prima, ragazzi, certo, vi ricordo di mandarci i vostri messaggi, le vostre mail, scriveteci, fatevi aiutare da un grande, da un adulto, mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, i vostri pensieri a ciao@gmail.com. ciao mago@gmail.com. Quindi mi raccomando, anche i disegni sono bellissimi, noi ci divertiamo molto a guardarli insieme al saggio alieno, all'albero burlone, alla fatina Giulietta, all'assistente Arturo. Che bello! E ricordatevi anche di iscrivervi al nostro canale su YouTube, Mago Alesgar, e lì trovate tutte le nostre magiche avventure. Io direi di cominciare. Mettiamoci comodi e iniziamo con le avventure di Dal Cappello del Mago. Giochi, amo. Giochi, amo. Non lo sai o non lo so. Giochiamo insieme, indovina un po'. Non lo sai o non lo sappiamo. Ora è il momento, dai, giochiamo. Giochi, amo. Giochi, amo. E per come sarà stato, vedrai qualcosa avrai imparato. Amici, ciao, sono il saggio alieno e benvenuti. Anche oggi giochiamo a Indovina un po'. Siete pronti? Siete pronti a giocare con noi e a indovinare? Il mago Alesgar a volte è un pochino distratto. Ha estratto dal suo cappello un animale, ma non sappiamo riconoscerlo. Ci riuscite ad aiutare? Ecco qui. Abbiamo anche trovato qui e là, sparsi nel suo laboratorio, degli indizi. Questo è il primo. Oh sì, anch'io però ho trovato un indizio qui vicino alle mie radici. È proprio questo, guardate. Oh, ma non saprei. Caro albero, cari amici, io ho trovato un altro indizio ed era proprio vicino alla sua giacca. Guardate un po'. Ora è un pochettino più chiaro. Albero,
tu per caso hai trovato qualche altro indizio? Penso proprio di sì, caro saggio alieno e cari amici, guarda, guarda, ne ho proprio qui uno tra i miei rami. Ecco un altro indizio. Oh albero, ma è fantastico! Allora, guardando un po' il nostro amico animale e seguendo gli indizi, direi che è abbastanza chiaro. Voi cosa dite? Possiamo usare la parola magica che è wow wow wee wow wow. Diciamolo tutti insieme, al 3 mi raccomando, contiamo. 1, 2 e 3. Parola magica wow wow wee wow wow. Eccolo, ecco qual era l'animale di quest'oggi. Ma certo, abbiamo giocato e abbiamo fatto una magia, aiutando anche quello sbadato del mago Alesgar, che a volte estrae dal suo cappello delle cose e poi si perde perché è distratto. Oh, amici, noi ci vediamo nelle prossime avventure. Rimanete con noi. Oh amici, ciao! Benvenuti nel nostro teatro delle magie. Siete sempre belli comodi a casa, eh? Che cosa? È un CD. Ormai se ne vedono pochi. Eh sì, questo è un CD che ha tutti i suoni della natura, la musica della natura. No, non è mio, è della fatina Giulietta, gliel'ho preso in prestito. Io di CD ne ho pochissimi, sono sempre preso a fare le magie. Volevo fare una magia con il suo CD e usare ovviamente la parola magica, che è sempre quella. No, non è abracacapra, no, neanche abracalabria, neanche brava la capra, che è un bel complimento. No, io uso wow wow wee wow wow. Beh, facciamo una magia con questo, che bello, è un po' impolverato, l'ho trovato nel mio laboratorio. Oh mamma mia che sono allergico anche alla polvere magica. Allora facciamo una bella cosa, mettiamo il nostro CD qua dentro. Oh, bene. E ci serve qualcosa da mettere in mezzo, certo. Cosa mettiamo qua in mezzo? Mettiamo una bacchetta magica gigantesca. Dov'è che l'ho messa? Ah, eccola qua. Ok, una bacchetta magica gigante. No. Che cosa? È minuscola? È ma certo, questa è una bacchetta magica tascabile, è tascabilissima questa bacchetta magica. Facciamo una cosa prima, mettiamo così il mio CD, non è il mio è il CD della nostra amica Fatina Giulietta, tanto lei non se ne accorge se si rompe. Ma poi perché mai dovrebbe rompersi? Scusa, noi usiamo la parola magica, scusa, voglio dire. La parola magica, eccola qua, voi ce l'avete la parola magica? È sempre wow wow wee wow wow. Certo, che bellissima parola magica. Wow wow wee wow wow. Oh, siamo pronti ragazzi? Io conteremo fino a 3, useremo la parola magica, io poi darò un colpo secco, staccate al CD qua sopra e cosa? Va in 1000 pezzi? Ma no! Come va? Dite che va in 1000 pezzi? Si spacca? Si rovina? E forse dite che è meglio non farlo? È meglio non farlo. È che se poi la fatina si arrabbia, c'ha un caratterino la fatina, Vabbè, dai, proviamo lo stesso a usare la parola tragica. No, la parola tragica, la parola magica, cosa dite? Pronti tutti insieme? 1, 2, 3. Wow, wow, wee, wow. E donco... Dite di no? Io do un colpo, slacchete, Slacchete perché si spacca il CD. Vabbè, riproviamo. 1, 2, 3, parola magica. Wow, wow, wee, wow, più forte. 1, 2, 3. Wow, wow, wee, wow. Wow! Oh no! Cosa? Avete sentito crunch? Che cosa? Si è spaccato, L'ho fatto, Io l'ho fatto. La bacchetta è ancora... La bacchetta è ancora integra, ragazzi. La bacchetta è intatta. Dite che forse il CD non è intatto? Oh mamma mia, dite ragazzi, dobbiamo andare a controllare. E se è rotto? Oh mamma. E io alla fettina non glielo dico, Glielo dite voi. Ma
È vero, perché bisogna essere sinceri, avete ragione, bisogna essere onesti e sinceri e allora poi verremo premiati. Andiamo a controllare? Ragazzi, se hai spaccato tutto, ragazzi, come fa ad usarlo? Quando vai in giro lei in macchina la fatina non va in giro in No, macchina, no. ragazzi. No, Da quando in qua la no. fatina va in giro in macchina, non usa i CD, la usa i CD. E dove li usa i CD? Ma che ne so io dove li usa i CD? Scusa, li usa a fare i suoi della fatina, bisognerà chiederglielo. Andiamo a controllare. Ragazzi, non ci posso credere. Guarda, il CD è ancora intatto proprio qui, ragazzi. Abbiamo fatto una magia strepitosissima, ragazzi, guarda. Ma siamo stati bravissimi, evviva! Che bello, sono sollevato, ragazzi. Evviva la magia! Eccoci qua ragazzi, beh quante avventure anche oggi in questa magica puntata di Dal Cappello del Mago. Siamo giunti al termine di questa magica avventura. Vi siete divertiti ragazzi? Abbiamo estratto parecchie cose dal mio cappello, anche quest'oggi. Beh allora come sempre io vado a ringraziare il nostro amico Albero Burlone, ciao e grazie. Ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E, poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli, e se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal Cappello del Mago.